e leggiamo in Luca, capitolo 15, la parabola della pecora smarrita. I nostri ragazzi della scuola domenicale sicuramente conosceranno questa storia, vero? La parabola della pecora smarrita. Vedremo. Leggiamo dal verso 1 al verso 7. Il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a Lui per ascoltarlo. Ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola: chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatela, tutto allegro se la mette sulle spalle e giunto a casa chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Io vi dico che allo stesso modo ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Signore, siamo davanti alla Tua parola, le verità straordinarie che Tu hai voluto rivelarci. Grazie, Signore, perché la Tua parola è spirito e vita. E mentre noi ci avviciniamo ad essa, l'ascoltiamo, la meditiamo, la riteniamo nel nostro cuore, Tu, Signore, compi miracoli in noi. Trasformi il nostro cuore, convinci la nostra mente, demolisci ogni ragionamento che si eleva contro la conoscenza di Cristo. Signore, grazie perché la Tua parola è per noi una lampada al piede, una luce sul nostro sentiero. Signore, grazie perché attraverso di essa Tu ci fai del bene. Questa mattina, Signore, ancora una volta Ti vogliamo dire che abbiamo bisogno di ricevere una parola che viene dal cielo, diversa da ogni altra parola che possiamo ascoltare in questo mondo, Signore. Abbiamo bisogno di udire la Tua voce. Signore, prendi il nostro cuore, preparalo, Signore. Disponi l'anima nostra a essere recettiva, Signore, attenta alla Tua voce, perché Tu parli, Signore, Tu vuoi ancora parlare a ognuno di noi. Tu ci conosci uno per uno, Signore. Signore, conoscendo la nostra situazione, conoscendo i nostri bisogni, conoscendo la nostra indegnità, parlaci nel modo opportuno, a vita, a salvezza, a ristoro, a risveglio, a consolazione. Signore, Tu solo puoi farlo. Signore, guarda il mio cuore, lava il mio cuore, purifica l'anima mia, purifica le mie labbra. Signore, riempimi dello Spirito Santo, perché proceda in mezzo a noi la Tua parola e non pensieri personali. Te lo chiedo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Potete accomodarvi. La parabola della pecora smarrita. Il Signore rivolse questa parabola a chi stava ascoltando e rimaneva perplesso della sua disponibilità a parlare ai peccatori. E il Signore racconta questa, che in Luca è la prima di una serie di parabole che riguardano l'opera di salvezza. Ma è interessante che il focus ovviamente è sulla pecora smarrita, l'attenzione è su questa pecora che il Signore raggiunge. Però è interessante che sia qui in Luca che in Matteo, dove il Signore in un altro contesto, parlando di un'altra cosa, riprende la stessa immagine, è interessante che il Signore parli di una pecora che si smarrisce e di 99, sia in Luca sia in Matteo, di 99 che invece deve lasciare per andare a cercare la pecora smarrita. L'attenzione sulla pecora smarrita,
Ma se noi leggiamo la parabola ci rendiamo conto che la condizione delle 99 non è negativa e non è da disprezzare. E i 99, le 99 siamo noi. E questa mattina una volta lo vogliamo fare. Vogliamo parlare in questa parabola delle 99 e rallegrandoci per la pecora smarrita che viene ritrovata, ci vogliamo concentrare sulle 99 che non si erano smarrite, sulle 99 che erano rimaste col Signore. Chi non è più smarrito, chi non è più lontano dal Signore, chi si è ravveduto ed è entrato a far parte del popolo di Dio, rientra nel numero delle 99. E la condizione delle 99 pecore è beata, perché sono col Signore, perché non si sono smarrite. Ringraziamo il Signore che raggiunge la pecora smarrita, ma benedetta è la condizione di chi, grazie a Dio, non è più smarrito, di chi ha scelto di ravvedersi e andare al Signore ed è entrato negli ovili della casa del Signore, è entrato sotto la cura amorevole del buon pastore. La condizione delle 99 pecore è beata. E infatti il Signore non parla con preoccupazione delle 99 pecore, parla con preoccupazione fino a quando non la ritrova della 100ª pecora. Allora questa mattina, se tu sei nel Signore insieme a me, se ti sei ravveduto dei tuoi peccati, se hai chiesto perdono al Signore, sei entrato nella famiglia del Signore, se non sei più smarrito, ma sai dove stai andando, allora fai parte delle 99. La tua condizione è beata. Ovviamente questa è una parabola, non possiamo fare forzature, ma faremo delle considerazioni riguardo a quello che il Signore dice, riguardo alla parabola di Luca, capitolo 15, ma anche poi di Matteo. Innanzitutto, la condizione delle 99 è una condizione beata di gratitudine, che la 100ª pecora sicuramente non poteva avere, perché la parabola parla della grande gioia che il pastore ha quando ritrova la pecora smarrita. Ma fratelli e sorelle, vorrei ricordare a me e a voi che prima di conoscere il Signore noi eravamo nella condizione della 100ª pecora. Nessuna delle 99 è nata nelle 99. Ognuno di noi, prima di essere nelle 99 pecore, era la 100ª pecora smarrita. Ognuno di noi era lontano dal Signore. Ognuno di noi era smarrito. Ognuno di noi non sapeva cosa fare, non sapeva dove andare, provava in qualche modo a dare direzione, senso, significato alla propria vita, ma provando e molto spesso fallendo. Ognuno di noi era la 100ª pecora. Ma ci ricorda, per esempio, il profeta Isaia nel capitolo 53, che ognuno di noi era smarrito, noi tutti eravamo smarriti come pecore. Ognuno, tutti noi, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Nessuno di noi che ci possiamo trovare nelle 99 era diverso dalla 100ª, ma Cristo, dice Gesù stesso nel passo del buon pastore in Giovanni capitolo 10, ha dato la sua vita per noi. Cristo ci ha ritrovati e ci ha portati nei suoi ovili. Ecco perché la condizione delle 99, la nostra condizione di credenti, deve essere una condizione di gratitudine. Il popolo delle 99 pecore
è un popolo grato. Amen. Un popolo grato perché è stato ritrovato. Un popolo grato perché è consapevole che senza il Signore era smarrito, ma adesso siamo stati ritrovati. Senza il Signore eravamo perduti, ma adesso abbiamo una casa, abbiamo un pastore. Siamo grati a Dio. La gratitudine deve essere un tratto, un segno che distingue il popolo di Dio dagli altri. Noi vogliamo essere grati a Dio. La nostra condizione non può essere una condizione di scontentezza, perché noi eravamo la 100ª pecora e non lo siamo più. Noi eravamo nei pericoli e non lo siamo più. Noi eravamo senza guida e non lo siamo più. Non possiamo essere né ingrati né scontenti. Piuttosto vogliamo essere grati al Signore. Vogliamo ringraziare il Signore, non per le cose che avvengono, non per le cose che ci danno gli altri, le cose che facciamo. Vogliamo essere grati al Signore per essere nelle 99 e basta. E basta. È sufficiente quello. Perché essere nelle 99 vuol dire molto. Vuol dire che c'è un pastore che ci guida nelle acque calme, non nei torrenti turbolenti dove è difficile afferrare una boccata d'acqua, perché l'acqua zampilla e tu non la puoi prendere, ma ci guida nelle acque calme, dove possiamo beverarci abbondantemente. Ci guida in prati erbosi, dove possiamo cibarci abbondantemente. La nostra condizione deve essere di gratitudine. Guardiamo il nostro cuore. O tu sorella, o tu fratello, che ti trovi nelle 99. Guarda il tuo cuore. Se stai vivendo una vita che fa vedere che sei grato al Signore per quello che Lui ha fatto. Ha dato la sua vita per noi. Alleluia. Egli ha avuto pietà di noi. Quindi quando questo pastore torna con grande gioia, noi ci ricordiamo quello che abbiamo nel Signore. Ci ricordiamo quello che altri non hanno perché non conoscono il Signore, ma noi lo conosciamo. A volte alcuni vivono un senso di invidia che li porta a una scontentezza perché vedono che forse i fratelli che vorrebbero vicini a loro si concentrano sulla pecora smarrita o su altre cose. Ma che ti importa? Tu sei nel 99, tu non sei più smarrito, sei col Signore e non c'è condizione più beata. Grazie a Dio non siamo la 100ª, grazie a Dio non siamo più la 100ª. Questo dovrebbe far scaturire dal nostro cuore un grazie ogni volta che il nostro pensiero va all'opera che Dio ha fatto per noi. Non ci può essere scontentezza, non ci può essere ingratitudine, non ci può essere un senso di mancanza di qualcosa quando siamo nelle 99, perché Dio è per noi. Amen. La condizione beata delle 99 si distingue anche dalla gioia. Dalla gioia. Dice la parabola che questo pastore che va a cercare la 100ª, quando la ritrova, tutto allegro se la mette sulle spalle e quando giunge a casa chiama amici e vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Questa parabola simile, anche se ha qualche senso diverso, il Signore la racconta anche in Matteo, nel passo in cui parla di non scandalizzare i piccoli, e dice: che ve ne pare se un uomo ha 100 pecore e una di queste si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti per andare in cerca di quella smarrita? E se egli riesce di ritrovarla, in verità vi dico che egli si rallegra più per questa che per le 99 che non si erano smarrite. Dice il Signore così.
e parla di questa gioia di questo pastore quando ritrova la 100ª pecora. Ma sapete perché il pastore si rallegra? Perché può portare la 100ª pecora nella condizione delle 99. In altre parole, l'allegrezza del pastore è nel considerare la condizione in cui lui può far vivere le sue 100 pecore. E allora, se la gioia del pastore esce fuori esuberante quando può riportare alla condizione delle 99 la 100ª, quanto più dobbiamo essere allegri noi che già ci troviamo in questa condizione. Amen. La gioia del Signore per quello che Lui ha fatto per noi è una gioia grande, è una gioia visibile ed è una gioia addirittura che viene condivisa. Noi siamo allegri perché siamo del Signore. Il Salmo 16 dice così ed è la nostra condizione. La sorte mi ha assegnato luoghi deliziosi, una bella eredità mi è toccata. Alleluia! Questa allegrezza, che è l'allegrezza del pastore, deve essere per forza anche la nostra. Perché noi siamo in quella condizione nella quale il pastore vuole portare tutte le pecore che ancora non lo sono. Il popolo di Dio, riscattato, è un popolo che se è veramente riscattato, e questo diventa un campanello d'allarme, questo diventa la nostra prova del 9, se davvero abbiamo realizzato il Signore o stiamo cercando qualcosa solo per noi stessi. Se davvero siamo stati riscattati, la nostra vita è marcata dal segno della gioia. A vedere la vostra reazione mi sento solo nella gioia del Signore. Vedetevela voi. A un certo punto a me non interessa. Il mio compito è di annunciare la parola del Signore, ma ognuno per sé deve sapere se la sua vita, quando cammina nelle strade di questo mondo, denota una gioia che il mondo non ha. Perché il pastore si era rallegrato, perché finalmente quella pecora che non poteva più gustare la sua cura, il suo ovile, il suo amore, finalmente di nuovo poteva gustarli. E noi che ce l'abbiamo queste cose, perché non ci rallegriamo? Perché la nostra vita è sempre un inseguire qualcosa che non c'è? Perché dobbiamo essere sempre tristi? Perché è sempre una battaglia contro nemici che non ci capiscono? Perché il mondo è sempre una sventura contro di noi? Noi siamo nelle 99 pecore che hanno la cura del buon pastore. E allegri, sempre allegri, camminiamo nella direzione che adesso abbiamo, perché siamo stati ritrovati e il pastore ci porta lì dove vuole Lui. Alleluia, benedetto il nome del Signore. Ascoltate cosa dice Pietro a dei destinatari a cui lui scriverà la sua epistola, che stavano subendo la persecuzione. Nella sua prima epistola l'Apostolo introduce così la sua lettera. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che siete custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove. Adesso dovete avere delle prove di tanta natura diversa, fisiche, affettive, sociali, personali. Certo, non vi nego che sarà così, ma benedetto sia Dio che vi ha
fatti rinascere a una speranza viva che è custodita nel cielo e siamo destinati al cielo. E se anche avete delle prove adesso, nonostante questo, pensando al cielo, alla vostra promessa, voi esultate. Scusate, io esulto, voi no. La gioia che questo pastore ebbe nel cuore e trasmise agli amici è la gioia che noi abbiamo per quello che il Signore ha fatto per noi. Voglio fare una breve parentesi per chi questa gioia non ce l'ha e forse dice anche che è nel Signore. Permettetemi, non è possibile essere nel Signore e non essere nella gioia al pensiero che andremo in cielo. Non è possibile, perché è diventata la nostra speranza. Se questo pensiero non fa uscire in noi la gioia, allora vuol dire che non è la nostra speranza. Stiamo sperando in altro, stiamo sperando per noi stessi, stiamo guardando solo a noi stessi. Ma chi guarda il cielo non può non rallegrarsi del fatto che il Signore ci ha riservato un'eredità. Benedetto sia il Signore. Il pastore si rallegrò di una grande gioia ed è la gioia nostra. Il popolo di Dio è un popolo gioioso. Io e il popolo di Dio. Voi vedetevela voi. L'ultima condizione beata delle 99. La pace. La pace che solo il buon pastore può dare. Non so se avete notato che sia in Matteo sia in Luca questo pastore lascia le pecore. Ma interessante è che in Matteo, lo abbiamo letto prima, lascia le 99 non nell'ovile ma sui monti. E in Luca lascia le 99 non nell'ovile, ma nel deserto. Sicuramente non sono i posti migliori dove noi vorremmo lasciare al sicuro le nostre 99 pecore per andare a cercare l'unica che si è smarrita. Sembra una contraddizione, i paradossi di Dio. Stiamo guardando al venerdì. Piccolo spot pubblicitario. Noi ci ritroviamo nel locale di culto non solo la domenica mattina, ma anche il mercoledì e il venerdì per cercare la faccia del Signore, per chi vuole un risveglio, la pienezza dello Spirito Santo e per studiare la parola di Dio. Quindi vogliamo frequentare le riunioni. E stiamo vedendo i paradossi. Questo sembra un paradosso. Per andare a salvarne uno ne lasci in pericolo 99. Nel deserto, dove ci sono il leone, il lupo, sui monti. Non sono sicuramente i luoghi più sicuri dove lasciare il proprio gregge. Ma il nostro Signore non è disavveduto. Anche se monti e deserti sono luoghi pericolosi, difficili sicuramente da affrontare, nel Signore noi continuiamo a essere al sicuro. In luoghi non sicuri, Egli ci lascia al sicuro. Il lasciare per andare a cercare la pecora perduta non è un abbandonare. Non ci ha abbandonati il Signore. Egli ci mantiene sempre sotto la sua cura divina. Il meraviglioso Salmo 23 dice: quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte. Il gregge del Signore non è chiamato a stare sempre a dormire nell'ovile, ma camminerà nel deserto, camminerà sui monti, camminerà anche nella valle dell'ombra della morte. Potrebbe camminare in luoghi pericolosi, potrebbe trovarsi nel deserto. Noi sappiamo che la parola di Dio usa il deserto come tipo, come simbolo della prova. Possiamo camminare nelle prove,
Possiamo camminare in sfide difficili, come il terreno di montagna, che è in salita, che è pieno di rocce, che non è stabile. Infatti la Scrittura usa figure come la gazzella, che sono stabili in quel terreno. Possiamo camminare anche nella valle dell'ombra della morte. Quindi la prova più difficile da affrontare, contro il nemico più duro da affrontare. Ma non saremo abbandonati dal Signore. Questa è la condizione delle 99, che rimangono sempre sotto la mano forte di colui che ha dato la vita per loro. Lui ha detto ai suoi discepoli di non spaventarsi davanti ai tribunali, davanti alle persecuzioni. E ha detto che nella prova, dice Paolo ai Corinzi, egli avrebbe dato la forza per superarla. La condizione delle 99 è una condizione di pace, perché sono in colui che le protegge, che si prende cura di loro. E se tu ti trovi nella prova, se sei nel deserto, se stai camminando su un terreno difficile come le montagne, e forse stai anche fronteggiando l'ombra della morte, rimani beato se sei nel Signore. Non ti abbandonerà il buon pastore, non ti lascerà. Egli continuerà a prendersi cura di te. È meglio essere nelle 99 che la 100ª che si è smarrita fino a quando non viene ritrovata. È meglio essere nel Signore che si prende cura di noi senza abbandonarci. E questa mattina l'ho voluto ricordare al mio cuore e al vostro cuore. La condizione delle 99 è beata. È buono per noi essere lì, essere in quel numero. Allora avremo la pace nel cuore, perché c'è un Dio che si prende cura di noi, non è distratto, non è disinteressato, non è lontano da noi, ma è con noi, ci protegge nel cammino, non ci lascia in balia degli avversari. La nostra condizione è una condizione di gioia esuberante che caratterizza la nostra vita, e il nostro cuore è un cuore grato, perché Lui ha fatto qualcosa che noi non potevamo fare.